Allora, 2 Samuele, capitolo 11, dal primo versetto. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Giobab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabbah. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: è Betsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, lo Itteo. Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui ed egli si accostò a lei. Poi ella si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo mandò a dire a Davide, dicendo: sono incinta. Amen. Vi potete sedere. Allora, è un brano che conosciamo, che sappiamo poi come va a finire. Sappiamo tutta la storia, che l'Itteo muore, che il bambino muore. Dunque che succede? Davide inizia il periodo delle guerre e Davide dovrebbe andare in guerra. Ciò nonostante, siccome è un po' annoiato per i fatti suoi, si resta a Gerusalemme. Resta nel suo palazzo e si fa la sua bella vita di re. Perché vi ho letto questo brano? Perché quando il discorso che vi devo fare capire che cosa rappresenta il re. Chi è il re, quali sono i suoi doveri e quali sono i suoi privilegi. Davide, in questo caso, è venuto a mancare in un suo dovere, cioè quello di andare in guerra. Si è approfittato del suo status di re e ha mandato gli altri, lui non è andato. Il brano ci fa capire che doveva andare pure lui. Perché ce lo fa capire? Perché se lui andava in guerra non avrebbe combinato quello che ha combinato. Quindi i privilegi sono, abbiamo detto le volte scorse, che i re non pagano le tasse, i figli non pagano le tasse, possono prendere uomini, reclutarli per l'esercito, possono essere serviti, va bene, possono avere dei servi che mangiano comunque alla tavola, diciamo alla casa del re e godono dei diritti, tra virgolette, della reggia, ma questi sono i privilegi del re. Il re ha questi privilegi. Quali sono i doveri? Proteggere il popolo, giudicare con giustizia e andare in guerra. Questo era un suo compito. Quindi quando noi parliamo del re non è tutto rose e fiori. Quando noi parliamo di principi, ma quello è re, perfetto. Non è che se la passa bene, perché oltre ai privilegi ha anche dei doveri. Noi come figli di Dio, e in quanto figli del re, anche noi siamo in questa posizione. Abbiamo dei privilegi, ma abbiamo anche dei doveri. Amen? Amen. Quelli del mondo doveri non ne hanno davanti al re, se non quelli di essere sudditi. Ma quelli del mondo pagano le tasse. Quindi devono lavorare per pagare le tasse. Noi invece, essendo figli di re, noi non paghiamo le tasse. Quindi viviamo comunque un privilegio che gli altri non hanno. Ma questo non vuol dire che siamo senza doveri. Quelli che non sono del regno, quelli che sono ancora plebe, va bene, hanno il dovere di obbedire comunque alla volontà del re, di pagare le tasse, di essere reclutati per la guerra, di andare in battaglia per il re, di pagare le tasse, già l'ho detto,
di pagare le tasse, ma anche di ubbidire senza ricevere niente in cambio. Non ricevono niente in cambio, anzi, non solo devono ubbidire, devono pure pagare per l'ubbidienza. Noi invece siamo figli di re, noi ubbidiamo in quanto figli, non paghiamo in quanto figli di re. Diciamo che ognuno di noi è re, regina, principe o principessa. Amen? Ci siete? Qual è la tua posizione? 1 Corinzi 15:47. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono quelli terrestri, e qual è il celeste? Tali sono anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Qua Paolo ci dice che un giorno, quando il nostro corpo non ci sarà più, noi porteremo l'immagine del celeste, ma questo vale anche per ora, nel senso che noi in Cristo siamo celesti, siamo nel mondo celestiale, viviamo nel mondo celestiale, abbiamo l'immagine di Gesù in noi, anche se è un'immagine ancora incompleta, perché la completa ce l'avremo solo quando saremo alla presenza del Padre, ma già qui non siamo più terrestri, o meglio, lo siamo perché siamo ancora in carne, ma spiritualmente noi siamo celesti. Il nostro status è un pochino di mezzo, ma siamo più celesti che terrestri ormai, perché noi siamo per il cielo, non siamo più per la terra. La nostra posizione, anche se è qui, ma in realtà è nei cieli. Spiritualmente noi siamo nei cieli, noi siamo celestiali. Dì alla persona accanto a te, tu sei celestiale. Quindi non siamo più figli di Adamo, il primo Adamo, ora siamo figli del secondo Adamo. Non siamo più della carne, ora siamo dello spirito. Noi non camminiamo più nella carne, camminiamo nello spirito. Efesini 1:3. Benedizioni di Dio in Gesù Cristo, autore della nostra redenzione e capo della Chiesa. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Quindi vuol dire che noi, in quanto presenti nei luoghi celesti, possiamo prendere quello che c'è nei luoghi celesti e impossessarcene per questo mondo. Dici, ma perché non ci riusciamo? Ora ci arriviamo. Perché c'è questo problema, ma dipende molto da noi, da come noi ci vediamo. Quindi abbiamo innumerevoli benedizioni nei cieli, avendoli lì possiamo averli anche qui. Efesini 2:6 ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi voglio insistere su questa cosa, noi siamo nei luoghi celesti non per noi stessi, ma per l'immagine che Gesù ha impressa in noi. Il Padre vede Gesù e vede anche noi, perché noi siamo in Cristo nei luoghi celesti. La tua posizione è nei luoghi celesti alla destra del Padre, come è Gesù alla destra del Padre. Dille alla persona accanto a te, tu sei alla destra del Padre. E non è una cosa esagerata, è così, ce lo dice Paolo, perché lui è convinto di quello che dice. Paolo non è che un giorno si è svegliato, si è ubriacato e ha visto quello che ha visto, è stato testimone della presenza di Gesù e quello che dice lo dice con convinzione, talmente era convinto che lui è morto per quello che diceva. È morto per quello in cui credeva, ma siccome credere è una parola brutta ai giorni nostri, nel senso che uno crede nelle cose che non vede, lui ha creduto in cose che ha veduto, lui è morto per cose che ha visto e ce le ha trasmesse a noi perché lui l'ha visto ed era convinto non per pura fede, perché lui intendeva fede come fedeltà, lui le ha tramandate a noi perché lui ci credeva, le ha viste con i suoi occhi, era un testimone, quello che lui ci scrive è testimonianza, non è per fede solamente. Colossesi 2,14. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolta in mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabbati. Queste cose sono ombra di quelle che dovevano venire,
ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto agli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Ho segnato alcune parole chiave che dobbiamo capire. Quindi documento, noi avevamo un documento che era contro di noi, cioè noi dovevamo morire per quel documento. Il diavolo aveva l'autorità di usare quel documento per farci suoi schiavi e per farci morire. Il diavolo era sopra di noi. Perché? Perché il diavolo è celestiale. È celestiale perché non è di carne. Quindi è un essere celestiale, va bene? Non prendetelo come positivo per lui, ma come negativo. Lui è un essere spirituale, in quanto essere spirituale è un essere che vive nei cieli, quindi è un essere celestiale. Quindi questo documento era contro di noi, ma Gesù che cosa ha fatto? L'ha preso, l'ha inchiodato alla croce e ha umiliato i demoni, quindi potestà e principati, i demoni. Potestà e principati vuol dire che avevano una posizione e hanno una posizione nei cieli. Non pensate che noi solo abbiamo una posizione nei cieli, anche i demoni hanno una posizione nei cieli, che sfruttano appieno nel loro potere, nella libertà che ancora a loro è concessa. Però Gesù ha preso questo documento, l'ha inchiodato alla croce e di loro ha fatto vergogna. Quindi ha trionfato su di lui. Arrivato a un certo punto Paolo dice: nessuno vi derubi del premio che avete ricevuto. Quindi noi abbiamo ricevuto un premio. Quale premio abbiamo ricevuto? Perché questi demoni sono stati svergognati? Sono stati denudati e sono diventati un pubblico spettacolo? Perché lui ha preso noi, che eravamo, come si dice, sudditi del diavolo, va bene? E invece ci ha posto al di sopra del diavolo. Spiritualmente noi non siamo più sudditi del diavolo, ma lui è diventato suddito, tra virgolette, nostro, cioè lui è sottomesso a noi in Cristo Gesù. Quel documento che ci rendeva sudditi del diavolo, schiavi, per meglio dire, peggio ancora, va bene, ha fatto sì che noi diventassimo superiori al diavolo. Noi siamo al di sopra di lui è nei luoghi celesti, ma noi siamo nei luoghi celesti più in alto. Lui, principati e potestà, sono delle potenze incredibili, ma noi siamo al di sopra dei principati e delle potestà. E arrivato a un certo punto, guardate che cosa dice, fondandosi, nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto agli angeli, fondato su cose che non ha visto. Paolo le ha viste, ma c'era qualcuno che non aveva visto e era gonfio e insegnava cose che erano sbagliate perché c'era la mentalità carnale. Ora, che vuol dire? Significa, messo nel piatto, che certe volte noi ci facciamo prendere dal pensiero carnale e pensiamo che il diavolo è superiore a noi e che certe cose il diavolo le fa perché noi gliele permettiamo, perché lui ha potere ancora su di noi. No! Il diavolo è sottomesso a noi, sottoposto a noi. Se lui riesce ad operare perché c'è un piano di Dio, perché magari noi ci deve mettere alla prova, perché noi dobbiamo crescere in questa posizione, perché essendo ancora fatti di carne, noi essendo ancora fatti di carne, noi ci scusiamo che siamo fatti di carne e quindi ci scusiamo nella nostra mentalità carnale e quindi diamo spazio al diavolo, ma il diavolo opera perché noi dobbiamo crescere in questo, noi dobbiamo pensare più alla maniera carnale, noi dobbiamo pensare alla maniera spirituale, alla maniera celeste. Il problema è quello che noi diamo troppo retta alla carne e ci scoraggiamo velocemente, ci dimentichiamo che la nostra posizione è nei cieli, ma noi non ci dovremmo scoraggiare. È lui che deve essere sottoposto a noi. Però noi pensiamo che il diavolo è più potente. Ma non è vero, non è questione di potenza. Non è più questione di potenza, è questione di comando. Noi siamo in una posizione di comando superiore a lui.
Va bene, lui può imporre le mani a che ne so, a un vaso per terra, lo può fare sollevare, noi non lo possiamo fare, ma noi abbiamo più autorità. Su di lui gli possiamo dire: tu questo non lo devi fare, tu questo non ti è permesso farlo, non ti è permesso parlare, noi questo lo possiamo fare. Capite? Quindi noi dobbiamo riacquisire, perché ce l'ha rubato. La mentalità carnale che abbiamo ci deruba delle cose celesti. Non è colpa del diavolo se non abbiamo le cose celesti, è colpa nostra che ancora pensiamo alla maniera della carne, che ci facciamo ragionamenti. Amen. Quindi, ricordati che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati, potestà, dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Cioè noi non dobbiamo combattere le persone che ci suggeriscono il male, noi dobbiamo combattere i pensieri che vengono da quelle persone che sono in quel momento strumento del diavolo. Perché il diavolo non è che vuole combatterci, che vuole il diavolo da te? Te lo sei mai chiesto che vuole il diavolo? La tua vita? La tua anima? L'ha persa l'anima, noi siamo salvati, punto. La mente carnale è dominata dagli spiriti celesti. Quindi sono gli spiriti, il diavolo che può dominare nella nostra mente, non sono le persone. Non solo, ci dice anche che noi dobbiamo combattere contro principati, potestà, dominatori di questo mondo e spiriti malvagi. Cioè questi regni sono sottomessi a noi. Amen. Amen. Gloria a Dio. Quindi, finora abbiamo imparato che i demoni sono spiriti celesti, che noi che siamo di carne siamo nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La nostra posizione celeste è superiore a quella degli spiriti celesti, di tutti gli spiriti celesti. Pensate che anche gli angeli, che sono alla presenza di Dio, sono sotto di noi, pure loro. Perché se noi siamo alla destra del Padre insieme a Gesù, è ovvio che sono sotto di noi. Scopo del diavolo. Qual è lo scopo del diavolo? Matteo 4,1. Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Salto al versetto 8. Il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adorerai. Noi possiamo dare quello che è nostro, quello che non è nostro, noi non lo possiamo dare. Il diavolo poteva dare quello che era suo. Il diavolo poteva dare tutti i regni della terra, tutte le proprietà terriere, tutti i palazzi, tutte le economie di questo mondo, tutto ci può dare. Le voleva dare a Gesù e le può dare anche a noi. Qual è lo scopo del diavolo? Lo scopo del diavolo è che quelli che sono persi e sono già suoi, che deve fare? Già gli appartengono, sono suoi sudditi, suoi schiavi. Noi non siamo più suoi sudditi e suoi schiavi. Lui allora cerca di indebolirci spiritualmente, perché lui vuole dominare nella nostra vita. Lui vuole toglierci dalla posizione celeste in cui siamo e tenta di trasportarci al di sotto di lui, perché lui vuole diventare il nostro Signore. Il suo tentativo è quello di prenderti e di portarti nel regno al di sotto del suo regno. Lui vuole impadronirsi della nostra volontà e vuole che noi facciamo quello che lui vuole, quello che è nei suoi desideri. Adorarlo. In questo caso Gesù gli ha detto: adorami. Va bene? È ovvio che Gesù era il proprietario di tutto, figuriamoci se il diavolo. Ma siccome c'era un documento, quel documento era valido. Perché Gesù ha preso quel documento? Perché ha tolto tutto quello che era del diavolo e l'ha dato a noi. Ma lui aveva l'autorità e ce l'ha ancora tuttora, perché Giovanni ci dice che è ancora lui il principe di questo mondo, ma noi siamo principi al di sopra di lui.
Allora, qual è lo scopo del diavolo? Prenderti da dove sei e portarti ad un luogo inferiore. Come lo fa? Scoraggiandoci. Quando lui riesce a scoraggiarti, ti ha tolto dalla tua posizione. Quando lui riesce a prenderti dal luogo dove sei e portarti e rimetterti e rimettere in te l'immagine del vecchio Adamo, della carne, ci è riuscito. Lui cerca di svergognarti. 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per il Vangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. 2 parole, paura e vergogna. Paura e vergogna sono la stessa cosa, fanno parte della stessa moneta. Se c'è paura c'è vergogna, se c'è vergogna c'è paura. Quando noi abbiamo paura vuol dire che ci vergogniamo. La vergogna è quella cosa che ci toglie dai luoghi celesti e ci fa scendere in basso. Come paura e vergogna, come si sviluppano? Quando noi non sappiamo più cosa dire, quando ci viene il panico, quando non siamo in grado di testimoniare Gesù, quando non siamo in grado di prendere una posizione. Allora il diavolo trova tutti i modi, cerca in tutti i modi di prenderti e metterti in una situazione di vergogna o di paura. Quando ad esempio la tua preghiera fallisce, perché tu pensi che è fallita, ma in realtà non fallisce mai la preghiera, allora tu ti dici, Signore, ma perché non mi hai ascoltato? Perché questa cosa è successo? E allora tu inizi ad avere dubbi e inizi a dire, no, ma io così, allora questa cosa non la dico più. Perché non mi sento di dire una cosa vera, sono stato ispirato dalla mia mentalità, dalla mia carnalità, e quello è un problema, ti blocca, ti ferma, ma non è così, perché la tua preghiera sempre è inefficace, perché tu sei nei luoghi celesti, tu sei sempre alla destra del Padre, in Cristo Gesù. Ma il diavolo ti mette questa pulce e inizia a mettere dentro di te timore, ti intimorisce, ti mette paura a parlare delle cose del Signore, perché non vivi più quella sicurezza della tua posizione nei cieli. Il diavolo vuole metterti paura e vuole farti vergognare delle cose che fai in generale, ma delle cose anche e soprattutto della Chiesa e della tua fede. Quando il diavolo riesce a fare questo, tu diventi inefficace, perché tu non sei più in realtà alla destra del Padre. Lo sei, ma da solo hai preso una scaletta e sei sceso in basso. Amen? Non è vero che tu sei incapace, tu sei capace nella misura in cui tu ti poni alla destra del Padre in Cristo Gesù. Non c'è bisogno di lauree, non c'è bisogno di studi, non c'è bisogno di niente, c'è solo bisogno di quella fede necessaria, amen, per chiedere, perché sei nei luoghi celesti e il diavolo deve tacere. Se ci sono fallimenti durante il tuo cammino è normale, serve per crescere. È normale, siamo chiamati ad andare in guerra e le guerre qualche volta le possiamo perdere, ma non sei chiamato come re a startene a casa, perché quella è una posizione peggiore. Davide ha fatto l'errore grosso di non andare in guerra, la vinceva o la perdeva la guerra, non ha importanza, poteva anche perdere perché Davide ha perso anche le sue guerre, non è che le vinceva tutte. Ma si rialzava, prendeva di nuovo in mano la spada, andava di nuovo in battaglia e recuperava quello che aveva perso. Perché? Perché lui era re e sapeva qual era la sua posizione davanti a Dio. Capite che cosa vi voglio dire? Tu non sei un fallimento, l'unica cosa è che tu non ti puoi permettere di non fare quello che devi fare. Non ti puoi permettere di startene a casa. Paolo ci dice che non fate della libertà una scusa per fare tutto quello che volete, perché non è così. Davide ha fatto della sua libertà
e del suo potere, della sua autorità, una libertà che non era chiamato a usufruire, per la quale non era chiamato ad usufruirne. Amen. Non doveva andare in guerra. Quello era il suo compito. Se lui andava in guerra, sicuramente non ci sarebbe stata tutta la tragedia che da quel giorno in poi l'ha seguito per tutta la vita. Lui doveva costruire il Tempio dell'Eterno e il padre gli ha detto: tu non costruire niente perché tu hai le mani troppo macchiate di sangue, lo costruirà tuo figlio. Perché lui da quel momento in poi ha avuto sempre guerre nella sua vita. Guerra con i figli, guerra attorno a lui, guerra con i suoi amici, con i suoi nemici è naturale, ma i suoi amici, i suoi figli. Perché aveva disubbidito, in questo caso si era approfittato della sua libertà. Amen? Sì, sempre re era, sempre con lui era Dio. L'importante è che noi combattiamo la nostra battaglia e se sbagliamo non vi preoccupate, rialzatevi, riprendete in mano la spada della parola di Dio e andate avanti di nuovo, perché il diavolo non ha vittoria su di voi, non ne ha già a prescindere, già ha perso prima ancora che noi parliamo. Amen. Quindi avere paura significa essere posseduti dalla paura. Romani 8,15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, conferma quello che ha detto a Timoteo. Non avete uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di adorazione per il quale gridate Abba Padre. Ora ti voglio dire una cosa che penso che sia il punto di svolta importante nella tua vita. La paura non è un sentimento. Dì alla persona accanto a te: la paura non è un sentimento. La paura è uno spirito malvagio. No, che vuol dire qui? La paura è uno spirito malvagio. Non è un sentimento. Quando siete intimoriti è perché siete stati soggiogati da uno spirito malvagio che si chiama spirito di paura. Allora, guardate. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridate Abba Padre. Lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 1,7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza. La paura è uno spirito. Quindi come puoi vincere la paura in te? Cacciando via lo spirito di paura. È uno spirito, tu sei al di sopra dello spirito di paura, lo devi prendere e cacciare via. E se hai ancora paura, se c'è, dipende poi dalla situazione, perché lo spirito di paura è uno spirito che non è di quelli principati, podestà e via dicendo. Diciamo che è uno spirito, ma è abbastanza forte da poterti attaccare più volte. Perché alziamo la mano chi non ha paura nella vita, ha voglia. Ogni tanto io penso certe cose, mi viene il panico, ma capisco che è veramente uno spirito di paura che mi vuole mettere nel panico e farmi vedere le cose che non sono. Prendete e legate lo spirito di paura. Lo spirito di intimidazione lo dovete prendere e legare. Nel nome di Gesù lo dovete allontanare dalla vostra vita. Perché se no diventate schiavi di questo spirito e voi non farete più le cose secondo lo Spirito Santo, ma le farete secondo lo spirito di paura. Cioè sarete soggiogati. Lo spirito di paura vi annienterà e voi non farete più la volontà del Signore, voi farete la volontà dello spirito di paura. Capite? Non è un sentimento, è uno spirito malvagio che noi dobbiamo legare. Amen? Perché ce lo dice Paolo 2 volte. A Timoteo dice: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, e ai Romani dice: infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. È lo stesso spirito. Come si vince la paura? Essendo uno spirito è necessario prenderlo, legarlo e cacciarlo a pedate dalla nostra vita. Amen. Amen. Sintomi della paura. Tenta sempre di intimorirci.
quando abbiamo ad esempio pesantezza spirituale, quando pregate e sentite pesantezza spirituale, può essere uno spirito di paura. Cioè qualcuno vi ha detto qualcosa che vi ha turbato, vi ha sconvolto e vi ha frenato nella vostra preghiera. Sensazione che Dio non si muova. Mentre pregate avete una sensazione, dice, ma perché Signore non ti sento? Perché non sento che tu ti muovi? Anche quello può nascere da uno spirito di paura. E ancora l'oppressione. Quante volte io sento dire, mi sento oppressa spiritualmente. Quello può essere uno spirito di paura. Che lo spirito di paura non ti fa camminare. Non ti mette la fede necessaria dentro di te, non mette la fede necessaria dentro di te per andare avanti. Ancora paura di essere giudicati dagli altri. E non fare le cose di Dio per non offendere. Finto buonismo. No, io questa cosa non la faccio perché mischina si offende quella, perché in realtà dentro di noi c'è lo spirito di paura. Quindi oggi noi vogliamo imparare a cacciare via questo spirito dalla nostra vita. Significa che non dobbiamo diventare sfacciati e dire tutte le cretinate che ci vengono in mente, ok? Perché noi siamo persone celestiali. Non abbiamo più la mente carnale, ma abbiamo la mente celestiale. La mente carnale si deve sottomettere all'ubbidienza di Cristo, e quella non è, quando freniamo lo spirito, la carne in noi, non è uno spirito di paura, quello è disciplina. Ma stiamo parlando delle cose spirituali nella nostra vita, del tesoro che Dio ci ha dato per moltiplicarlo. Uno spirito di paura preso quando parliamo dei talenti, che c'erano i 3 servi, a uno ha dato 5, a uno ha dato 2, a uno ha dato 1. L'ultimo che aveva un talento aveva uno spirito di paura. È stato indimorito perché che cosa gli ha detto poi? Io ti conosco e so che tu sei una persona malvagia, nel senso che aveva il timore, non conosceva Dio, perché era l'immagine di Dio, aveva paura e timore e non ha fatto niente. Questo è lo spirito di paura. Questo è lo spirito che si può impadronire di noi e noi restiamo fermi spiritualmente. Vuol dire che c'è uno spirito di paura. Quello era oppresso, questo servo era oppresso dal pensiero che doveva fare. Era forse meglio non fare, almeno non perdo quello che ho ricevuto. Questo è lo spirito di paura. Quel servo però poi è stato punito, tra virgolette, è stato punito, senza virgolette. Ecco. Ha ricevuto la ricompensa, cioè anche quello che aveva gli è stato tolto. Tu vuoi che il Signore ti toglie quello che hai? No, quello che hai, moltiplicalo, caccia via lo spirito di paura, vai avanti, non ti preoccupare, se perdi, rialzati, perché Gesù è con te, tu sei nei luoghi celesti, è una caduta solo per testare la tua fede, rialzati e vai avanti. Tu già hai vinto. Amen. Amen. Signore, nel nome di Gesù noi veniamo alla tua presenza in questo momento. Noi vogliamo, Signore, riconoscere la posizione che tu ci hai dato nei luoghi celesti. Vogliamo essere consapevoli del fatto che il diavolo ci è sottoposto, lui è sotto di noi, non è più sopra di noi. Noi siamo con te, Padre, accanto a te, alla destra tua, insieme a Gesù. Noi siamo dell'immagine celeste del Figlio, del nuovo Adamo, non siamo più dell'immagine carnale del vecchio Adamo. Padre, nel nome di Gesù, visto che sei qui, Signore, alla nostra sinistra, ti preghiamo nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù, di intervenire con potenza nella nostra vita. Vieni Spirito Santo, manda lo Spirito Santo in mezzo a noi, manda lo Spirito Santo su di noi, quello Spirito Santo che ci fa chiamare, che ci fa gridare Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, che ci dà quella convinzione di essere diventati figli e che non siamo più servi di nessuno, non siamo più servi del diavolo né di tutti i suoi principati, di tutte le sue podestà. Noi siamo liberi dal diavolo completamente, definitivamente. Noi siamo figli di re, noi siamo principi e principesse. Signore, davanti alla tua presenza, nei luoghi celesti, davanti a te, Signore, nel trono tuo, davanti al trono tuo, nei tuoi luoghi celesti, Signore, nel palazzo del Re, noi siamo lì alla tua presenza, senza pagare tasse, senza pagare dazio. Noi godiamo della tua presenza, del cibo della tua mensa. Noi godiamo, Signore, delle benedizioni dei luoghi celesti. E non vogliamo scendere più a patto col diavolo. Noi
Non vogliamo, Signore, rievocare questo documento di morte che Tu hai messo sulla croce, quel documento distrutto per il quale il diavolo è stato denudato, spogliato dalla sua autorità e completamente umiliato. Umiliato perché la creatura è diventata superiore a Lui. Il terrestre è diventato superiore a Lui, celeste. Il terrestre si è trasferito nei luoghi celesti, si è trasferito nelle stanze reali, per essere padrone di tutti i regni della terra, visibili e invisibili, in Cristo Gesù. Signore, in questo mondo però noi vogliamo allontanare dalla nostra vita lo spirito di paura. Vogliamo allontanare da noi lo spirito, Signore, di paura che ci vuole soggiogare, che ci vuole abbattere, che vuole farci vedere inutili, che vuole, Signore, frenarci, che non vuole farci andare avanti, Signore, che vuole toglierci il nostro posto nei luoghi celesti, che vuole toglierci il nostro premio. Noi, Signore, vogliamo impedire ad ogni spirito di paura e di intimidazione di venire nei nostri luoghi celesti a toglierci la nostra autorità. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, metti in noi quella fede necessaria e quella convinzione necessaria. Metti in noi, Signore, lo spirito di gloria e di potenza celeste, quello spirito che ci fa gridare Abba Padre quando lo spirito di paura viene a toccarci. Non vogliamo permettere al diavolo di frenarci, di opprimerci, di bloccarci, di mettere in noi falso buonismo, Signore, nel nome di Gesù. Vogliamo che la nostra immagine celeste si veda sempre e che il diavolo abbia paura e timore dell'immagine celeste impressa dentro di noi. Nel nome di Gesù vogliamo prendere posizione in questo momento su ogni spirito di paura che c'è nella nostra vita, su ogni spirito di intimidazione che c'è nella nostra vita. Noi non vogliamo vergognarci, Signore, di Te. Vogliamo cacciare via la vergogna che viene dalla paura. Nel nome di Gesù io lego ogni spirito di paura in questo momento, ogni spirito di intimidazione. Te ne devi andare via nel nome di Gesù. Ogni spirito di paura e ogni spirito di intimidazione che è rivolto verso il coro, Signore, in questo momento, ogni spirito di intimidazione e di paura che è rivolto verso i pastori, verso gli anziani, ogni spirito di paura e di intimidazione che è rivolto verso il tuo popolo, verso la Chiesa, ogni spirito di intimidazione deve essere piegato nel nome di Gesù. Ogni spirito di intimidazione che ci viene dalla nostra stessa casa, da coloro che ci dovrebbero sostenere invece non ci sostengono, nel nome di Gesù noi vogliamo legare principati e potestà. Noi combattiamo contro i demoni, non contro le persone, contro la mentalità che ci vuole frenare, la mentalità carnale. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, intervieni ora, stendi la tua mano. Spiriti malvagi, andatevene via. Spiriti di oppressione, via ora nel nome di Gesù Cristo. Spirito di paura, te ne devi andare dalla nostra casa ora nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Tu non ci ruberai le cose celesti, tu non ci ruberai l'immagine celeste in noi, tu non ci ruberai di niente. Via nel nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo avere quella certezza che siamo ascoltati nei luoghi celesti. Anche se cadiamo, ci rialziamo e andiamo avanti nel nome di Gesù. Non vogliamo, Signore, approfittarci della nostra situazione, ma vogliamo, Signore, fare le cose che Tu ci chiederai di fare, che Tu ci comanderai come Re e Signore dei Signori di fare. Vieni, Padre, nel nome di Gesù. Che la Tua parola in noi non sia frenata dallo spirito di intimidazione, che la Tua parola in noi non sia frenata dallo spirito di paura. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, ora siamo liberi, ma, Signore, dacci anche quello spirito di potenza da poter cacciare subito ogni spirito di paura che ci vuole toccare, ogni spirito di intimidazione che vuole abbatterci e frenare. Nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo, nel nome potente di Gesù. Grazie, Signore. Vieni Spirito dai cieli, vieni Spirito Santo, vieni con potenza, Signore dei Signori, vieni, Signore, consolida in noi la consapevolezza di essere figli, consolida in noi la mentalità di figlio, di principe celeste, consolida in noi le parole Abba, Abba, Abba Padre, consolida in noi questa figliolanza, questa mentalità, Signore. Non vogliamo più la mentalità carnale.
vogliamo la mentalità celestiale. Nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù, Padre. E questa mentalità ce la può dare solo lo Spirito Santo. Vieni, Spirito del Dio vivente, vieni su di noi e riempici di te ora, Signore. Vieni, Signore, nel nome di Gesù intervieni con potenza e con gloria, Signore. In questo momento vieni, soffia, 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 Spirito Santo, ora nel nome di Gesù. Vieni a risvegliare, Signore, il tuo popolo nel nome di Gesù. Vieni, Signore, a risvegliare ora il tuo popolo, Signore. Vieni a risvegliarlo, a dare nuova consapevolezza nel nome di Gesù. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediamo, e come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame però, e siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo, e come re Davide servo suo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi ed ancor gridiamo, venite incontro al Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Oh, Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, e insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, e insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Sul monte Sion Gesù ritornerà. Sul monte Sion Gesù ritornerà.